Incontro con il sindaco di Agrigento e responsabile della protezione civile regionale Cocina, sopralluogo al distratore di Porto Empedocle. In arrivo i finanziamenti per la nuova rete idrica. A Raffadali, consiglio comunale aperto sul problema dell'acqua. Riunione stamane per Agrigento, capitale della cultura, presso la sede del parco archeologico per la gestione dei 4 milioni di euro di finanziamento in arrivo in città. Proposta del Comitato per l'aeroporto di Agrigento per l'utilizzo dei 4 aeroporti in caso di crisi di quelli di Palermo e Catania, tra cui il nostro e quello di Comiso. Iniziati i lavori per la costruzione della palestra del villaggio Moselli, intervento dell'onorevole Pisano. In aggiunta arrivati 500.000 euro di finanziamento dal Ministero dello Sport. Presentata stamani l'8ª edizione del Fastuca Fest, la festa del pistacchio, a Raffadali, prossimamente dal 13 al 15 settembre. Dichiarato il dissesto al comune di Licata, l'amministrazione comunale invita quanti hanno un credito a presentare istanza per l'ammissione al passivo. Continua la campagna di abbonamenti per l'Acragas Calcio e quanto annunciato dall'amministratore delegato Strano. Buongiorno, benvenuti con il nostro appuntamento odierno di oggi, mercoledì 4 settembre di TV Notizie. Apriamo il nostro telegiornale con un'intervista al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, sulle ultime novità di questi giorni, tra questi l'incontro di ieri con il capo della protezione civile Cocina per le fonti alternative e per risolvere il problema idrico in città, su Agrigento, capitale della cultura, sui 4 milioni di euro in arrivo e sul concerto del Voro alla Valle dei Templi, tra critiche e consensi. Sentiamo l'intervista al primo cittadino di Agrigento, Miccichè. Sindaco, ieri un incontro con il capo della protezione civile, quali sono state effettivamente le decisioni prese? So che avete fatto anche un sopralluogo a Porto Empedocle al vecchio dissalatore. Sì, ieri è stata una riunione molto proficua, massima disponibilità da parte della Regione e quindi del direttore Cocina e massima disposizione anche dal punto di vista economico. Noi abbiamo fatto conoscere il lavoro che abbiamo intrapreso fino ad adesso, le nostre risorse idriche, i pozzi esistenti ad Agrigento, alcuni di questi dal 1970 già censiti da Genio Civile. Si sta andando avanti e si sta cercando di combattere la crisi idrica. Sindaco, oggi una riunione operativa qui al parco con la Fondazione per decidere la destinazione di questi 4 milioni di euro alla presenza del Presidente della Fondazione, di Albergoni, di tutto lo staff? Sì, stiamo iniziando a lavorare, sono delle riunioni operative, proprio la cabina di regia regionale, di cui ne faccio parte, è dato mandato alla soluzione proprio a noi, poi ai nostri burocrati, ai nostri dirigenti, come poter operare per il meglio e come poter eseguire il trasferimento delle somme tra i vari enti. Si va avanti, si lavora incessantemente e spero tutto possa risolversi in brevissimo tempo. Una battuta sul concerto del Volo, tra 1000 critiche ma anche 1000 consensi per ciò che è stata l'esibizione? Ma le 1000 critiche io non le capisco e non le conosco, è stata un'esibizione meravigliosa, tutto il mondo conoscerà Agrigento, peraltro l'importo impegnato era quello che rientrava nei 4 milioni, cioè della promozione di Agrigento, tant'è che non è stato un concerto vero e proprio, ma è stata la registrazione di un concerto, c'erano le pause, si riprendeva da capo, come si fa sempre così, come i registi di grandi gruppi televisivi fanno, lo si è fatto spesso nell'arena di Verona e quindi adesso lo si è fatto a Agrigento. Peraltro devo dire una cosa, che a detta del regista stesso e anche dei ragazzi del Volo, uno scenario e una registrazione concerto come quella qui fatta a Agrigento loro non l'avevano mai fatta, quindi un atto promozionale per il nostro territorio, penso unico, e sono estremamente soddisfatto. Quando è che presenterete ufficialmente alla città i progetti finanziati, ciò che sarà, diciamo, l'intero canovaccio di 2025? Ma a brevissimo, io penso anche addirittura entro settembre. Un punto sulle attività di ricerca dei pozzi esistenti e un piano di azione per incrementare la dotazione idrica in città, e questo l'esito dell'incontro che ieri si è svolto al comune di Agrigento tra il sindaco e il capo della protezione civile Salvo Cocina, presenti anche l'assessore alla protezione civile Principato, l'assessore Gerlando Piparo, il dirigente della protezione civile
civile della sezione di Agrigento Calogero Crapanzano e il geologo Paolo Vizzì. Cogina ha rivolto anche una visita presso il dissalatore di Porto Empedocle. Lo abbiamo intervistato al termine dell'incontro all'uscita del comune. Oggi ad Agrigento per un incontro con il sindaco, su quali tematiche e su quali novità? No, l'incontro è stato innanzitutto per il dissalatore, siamo stati a Porto Empedocle per verificare appunto lo stato del dissalatore che già conosciamo da diversi mesi che ci lavoriamo, perché la regione sta appunto predisponendo quando è necessario per riattivarlo. Non è una questione brevissima, purtroppo ci vogliono tempi burocratici. Col sindaco abbiamo fatto invece il punto sull'attività che il comune sta facendo di ricerca di nuovi pozzi. Ci sono dei buoni risultati, i pozzi sono trovati, la quota dell'acqua spesso non è buona, però in qualche modo si farà per depurarlo o altri sistemi. L'importante è appunto che le cose si facciano, c'è una disponibilità finanziaria della regione, il presidente Schifani ha assicurato tutti i finanziamenti necessari, quindi non è un problema allo stato di risorse economiche. Ci sono stati problemi di disponibilità economiche nei mesi passati, per oggi abbiamo trovato delle somme, quindi è un problema ora di individuare delle risorse idriche immediate. Quello che ci preoccupa sono i prossimi mesi e servono risposte appunto urgenti che solo i pozzi esistenti possono dare. Sappiamo di pozzi esistenti abbandonati, in disuso, che sono conosciuti dai territori e quindi bisogna andare a rintracciare, così come stanno facendo molti comuni, anche il comune di Agrigento. Ecco, in provincia com'è la situazione? Ma in provincia la situazione non è peggiorata, perché il problema è uno: in queste condizioni di siccità il farmaco che si è esaurito, la diga Castello che è in esaurimento, le prospettive non potevano e non possono che essere negative. A queste prospettive negative di carenza d'acqua si sta facendo fronte invece con i nuovi pozzi trovati, e devo dire che i sindaci stanno muovendo insieme con la protezione civile, con il genio civile, con i consorzi di bonifica. Sono state reperite diversi pozzi, ma contiamo di reperirne ancora. Quando si alleverà questa sofferenza qui in città? Ci sono dei quartieri che da 3-4 settimane aspettano l'acqua. La sofferenza è dovuta sicuramente alla carenza di acqua, però ci sono delle zone che ne risentono di più per questione dell'altimetria. Le zone alte purtroppo in assenza di serbatoi pieni non possono essere rifornite così come le zone base. Manca la pressione, è un fatto strutturale della rete che sicuramente sarà migliorata con la nuova rete idrica. Ecco, parliamo di questo dissalatore, mi incuriosisce che tempi tecnici abbiamo. Guardi, i tempi tecnici sono quelli di una grande opera pubblica e che si fa con i tempi necessari per le procedure di appalto e per le procedure di valutazione ambientale, di autorizzazione allo scarico. Purtroppo la normativa è complessa a garanzia della buona esecuzione delle opere. Il Presidente della Regione sta cercando di ottenere delle deroghe necessarie perché i tempi possono essere compressi. Si parla di questi dissalatori mobili in grado di fornire 40 litri al secondo? Stiamo esaminando tutte le ipotesi possibili e immaginabili, non facendo nulla di intentato, però una cosa è parlare di dissalatori mobili temporanei, l'altra cosa è realizzarli. Ecco, come vede il futuro lei? Sono ottimista. Grazie. Tutti ricordiamo. Sono ottimista, credo, se nella misura in cui tutti collaboriamo e ciascuno di noi fa il proprio ruolo, le proprie competenze, senza demandare ad altri. Ecco, quello che non mi piace dire è lui che deve fare. Tutti noi dobbiamo sbracciarci e lavorare, ciascuno il suo ruolo. Direttore, tutti ricordiamo la sua forte presa di posizione del 14 agosto qui, quando ci fu l'incontro in prefettura, che lei disse AICA non esiste, lei ha preso il microfono al dottore Miccichè, al sindaco, insomma è stato un intervento molto discusso questo, no? È un intervento discusso, è un intervento energico che è necessario fare quando c'è emergenza. Probabilmente non si era percepito che si era in condizioni di emergenza, e quando c'è emergenza sì, ci sono le competenze ordinarie, AICA, Lati, però onestamente l'AICA, Lati ha fatto quanto più poteva, è in condizioni di carenza di personale e di mezzi, quindi come dico io tutti ci sbracciamo, in primis i sindaci. Perché i sindaci? Non perché io cedo a valore, anzi ne apprezzo le attività, ma perché sono la prima autorità di protezione civile. In questo momento il problema è di protezione civile, altrimenti io non sarei qui, l'ho detto poi nella riunione, se tutto funzionasse non sarebbe bisogno di nulla,
l'AICA farebbe il suo lavoro, l'acqua ci sarebbe nelle case e tutti saremmo contenti. Purtroppo non è così e quindi ci dobbiamo mobilitare tutti, e questa è, penso, la grande ricchezza del nostro popolo, che nei momenti difficili riesce a sbracciarsi, riesce a lavorare insieme, lavorare insieme superando le polemiche inutili esterne. E sempre a Raffadali si è svolto ieri un consiglio comunale aperto dedicato proprio all'acqua, diversi gli interventi in corso, dall'assise mirati a trovare le soluzioni alternative per risolvere il problema della distribuzione idrica, tra tutti quelli del primo cittadino Cuffaro, che non ha esitato a dichiarare come si sia ribaltato tutto sui sindaci e sulla ricerca dei pozzi che non risolveranno a breve il problema dell'acqua. Non è tanto movimentata, però è giusto che le persone sappiano la situazione in cui oggi ci siamo venuti a trovare. C'è una crisi paurosa che può portare anche la mia comunità nel mese di dicembre, se non dovessero arrivare le piogge, a non avere più l'acqua per soddisfare i propri bisogni. È una cosa gravissima, ce l'hanno comunicato il 14 di agosto scaricando su noi sindaci la soluzione del problema, andando alla ricerca dei pozzi, che secondo me è una soluzione non a brevissima scadenza per come ce l'hanno proposto, ma a media e lunga scadenza, perché anche con la scoperta dei pozzi poi bisogna vedere la qualità dell'acqua, e comunque l'acqua andrebbe miscelata con quella potabile, oltre a fare le infrastrutture per portarla nei serbatoi. Non sono infrastrutture o interventi che si fanno in pochi giorni, quindi hanno voluto di fatto scaricare su di noi responsabilità che non abbiamo. Se ce l'avessero detto nel mese di aprile ci saremmo organizzati sicuramente in modo diverso. Il 14 agosto ce lo comunicano, siamo qui con una grande speranza, e la speranza, devo dire francamente, nei cittadini è quello che arrivino le piogge. Se non dovessero arrivare le piogge, la situazione è drammatica ed è giusto che ognuno si assuma la propria responsabilità, ma che i cittadini sappiano. AICA è il gestore delle risorse idriche che arrivano. AICA può avere la responsabilità della mancata degli mancati investimenti per rifare alcune reti idriche che sono un colabrodo, può avere la responsabilità di non fare la manutenzione di una perdita in tempo reale, ma non ha sicuramente la responsabilità dell'acqua che manca, perché l'acqua che manca c'è un sovrabito che dovrebbe garantirlo e di fatto quest'anno non la sta garantendo. Può essere una soluzione, ci può servire anche per il futuro, perché trovare pozzi di acqua per uso umano può essere anche comprare meno acqua da Sicilia Acqua e quindi mettere in condizione AICA di avere un bilancio con numeri in attivo invece che chiudere in passivo. Questo sicuramente sì, è una politica che va fatta, ma non va fatta sicuramente per risolvere il problema della crisi che attualmente stiamo vivendo. È un problema. A Favara hanno trovato pozze, a Sciacca hanno trovato pozze. Se uno ha la fortuna di trovare pozze vicino una rete idrica che passa da quella zona, allora li può mettere subito in rete se è un'acqua potabile, altrimenti andare a fare le infrastrutture per portarla in serbatoio diventa molto difficile con i tempi che noi abbiamo e con la drammaticità che stiamo vivendo in questo periodo. Allora, abbiamo assistito tutti alla riunione che si è tenuta in prefettura alla presenza dei sindaci e di tutte le autorità regionali sul problema dell'acqua. Da lì si è acceso un campanello d'allarme molto preoccupante per la nostra comunità di Raffadali, ma anche per altri comuni che sono interessati all'approvvigionamento dell'acqua dalla diga Castello, per cui secondo le stime attuali, ed è confermato questa sera anche dal sindaco ma anche dal referente di AICA che è presente in consiglio comunale, nel mese di novembre, se non cade acqua dal cielo, sostanzialmente ci sarà una gravissima crisi per i comuni che a oggi prendono acqua dalla diga Castello. Quindi la convocazione del consiglio comunale chiesta da noi è per avere in maniera chiara una risposta da parte dell'amministrazione comunale ma anche da parte di AICA su come si sta cercando di affrontare questa emergenza. Un'emergenza che non può continuare ad essere affrontata chiedendo ai cittadini di fare l'elemosina per poter avere un'autobotte che possa in qualche modo risolvere temporaneamente un problema
che è quello diciamo del rifornimento di acqua, e soprattutto un problema che riguarderà le nostre realtà produttive, ma che riguarderà anche le nostre campagne, dove ovviamente gli agricoltori, con tutto quello che è gli animali, il bestiame e quindi anche le varie colture, inizieranno a soffrire dal mese di novembre. Sì, sicuramente AICA distribuisce l'acqua che viene data dalla società di soprambito, che è Sicilia Acqua. Se Sicilia Acqua ci fa dei tagli o magari succedono delle improvvise rotture o quant'altro di inconvenienti, succede che noi non siamo nelle condizioni di ordinariamente distribuire l'acqua in maniera adeguata, per cui molto spesso possono saltare i turni. Ecco, tutto questo ci espone alla critica popolare e quindi adesso lo sport preferito è quello di colpire AICA come se fosse responsabilità della stessa se l'acqua manca o c'è penuria di acqua. Invece c'è chi ha il dovere di garantire che i quantitativi d'acqua siano sufficienti per la provincia di Agrigento, e certamente è una struttura di soprambito, non certamente AICA. Cercare un trucco dei pozzi può essere una soluzione tampone? La soluzione dei pozzi è assolutamente adeguata all'emergenza che viviamo e si può considerare una soluzione tampone. Tuttavia non sempre i pozzi hanno acqua idropotabile da poter essere messa in rete, ma hanno bisogno di essere miscelate per tornare nei limiti della norma con altra acqua. Questo significa che non tutti i pozzi possono esprimere la loro potenzialità in termini di litri acqua al secondo, perché manca la miscelazione con l'altra che è adeguata e che proviene dalle strutture di soprambito. Il mese di settembre, se non piove, non si trovano soluzioni adeguate, la crisi aumenterà. Non vorremmo che ci fosse una comunicazione del soprambito che ci dica che ancora c'è la necessità di abbassare i livelli di distribuzione. Un incontro si è svolto stamani tra i vertici del Comune di Agrigento, i rappresentanti della Fondazione 2025 e i dirigenti del Parco Archeologico sulla destinazione dei 4 milioni di euro per Agrigento Capitale della Cultura. Era presente anche Roberto Albergoni, che ha redatto il progetto vincente. Lo abbiamo intervistato per sentire le ultime novità. Dottor Albergoni, abbiamo qualche novità su Agrigento 2025, se ci fa questo aggiornamento? Si sta lavorando sul programma, sull'avvio della fondazione, ancora un po' di pazienza, le cose verranno fuori. Ecco, abbiamo visto già questa anticipazione del concerto del Volo, costato 1.200.000 euro, che però avrà un forte riscontro sulla immagine della città. Questa è un'attività che ha ovviamente una natura anche promozionale, voluta e gestita dalla Regione nell'ambito del contributo della Regione per Capitale Italiana. Quando saranno pubblicati i bandi per le associazioni? Ci sarà una presentazione anche dei lavori già finanziati? Ci sarà una presentazione di tutto il progetto in dettaglio. Stiamo lavorando, l'organizzazione e l'avvio della fondazione ha richiesto un po' di tempo. Io stesso sarò operativo a giorni e quindi a breve ci saranno tutte le informazioni che occorre portare fuori, e ci sarà anche ancora un'attività di raccordo con la città, con le istituzioni, con le associazioni, con i giovani, le scuole, con tutti i comuni della provincia, per riprendere questo processo di partecipazione che è fondamentale per l'avvio del progetto. La fondazione ancora però non è dotata di uomini e mezzi per gestire il lavoro. Ecco, su questo cosa ci anticipa? Sono stati fatti passi avanti, sono state fatte le prime attività per selezionare i consulenti, i consulenti, parlo del commercialista, del consulente del lavoro, per poter avviare il tutto. Ormai è questione di pochi giorni. 2 poli aeroportuali occidentale e orientale e 4 aeroporti da utilizzare in caso di crisi dei principali, quello di Palermo e Catania, e questa è la proposta fatta dal comitato promotore del futuro aeroporto di Agrigento. Ce ne parla Margherita Trupiano. Il comitato promotore Aeroporto Centro Meridionale della Sicilia sostiene la creazione di 2 poli aeroportuali distinti in Sicilia. La proposta prevede un primo polo aeroportuale della Sicilia orientale con aeroporto principale Catania, aeroporti secondari Comiso ed Agrigento,
e un secondo polo aeroportuale della Sicilia occidentale con aeroporto principale Palermo e aeroporti secondari Trapani e Agrigento. L'obiettivo, afferma Salvatore Burgio del comitato promotore, è che questi poli aeroportuali possano fungere anche da hub di interscambio, offrendo supporto reciproco in caso di crisi in uno degli aeroporti maggiori. Un esempio pratico di tale necessità è rappresentato dalle problematiche che potrebbero sorgere a causa delle eruzioni laviche dell'Etna, che impattano sull'operatività dell'aeroporto di Catania. L'aeroporto della fascia centro-meridionale della Sicilia è presente sia nell'hub occidentale che orientale, in quanto funge come ruota di scorta sua a Palermo e a Catania, essendo equidistante da entrambi i due maggiori aeroporti. Finanziati i lavori della palestra del Villaggio Mosè dal Ministero dello Sport con 500.000 euro in aggiunta a quelli esistenti. Questo quando ci ha dichiarato in questa intervista l'onorevole Pisano. La palestra sarà pronta nel 2025. Buongiorno a tutti, sono qua al Villaggio Mosè. In questo pezzo di terra che voi vedete dietro di me nascerà una palestra. La palestra che è stata voluta dall'amministrazione del Comune di Agrigento grazie al lavoro dell'assessore Principato, ma poi nel corso d'opera ci sono stati una serie di problemi. Questa serie di problemi che l'assessore Piparo mi ha sottoposto e io tramite il Ministero dello Sport sono riuscito a sbloccare mettendo 500.000 euro in più su questo progetto. I soldi sono del PNRR, siamo nel quartiere del Villaggio Mosè, uno dei quartieri veramente che oggi rappresenta il motore economico, il cuore pulsante economico della città. E io naturalmente da abitante di questo quartiere sono orgoglioso per aver portato assieme all'amministrazione comunale veramente un'opera importante, una palestra che servirà a tanti bambini, a tanti genitori, a tanti disabili che avranno bisogno di questa struttura naturalmente per fare le proprie attività. Quindi sono orgogliosamente villaggese, orgogliosamente agrigentino, perché quando le cose si fanno per bene riescono. Saremo qua nel 2025 a inaugurare la palestra e io ci sarò assieme all'amministrazione per dare veramente il suo grande contributo a questo quartiere. Presentata stamani presso la sede del parco l'ottava edizione del Fastuca Fest che si terrà a Raffadali dal prossimo 13 al 15 settembre. Le interviste ai protagonisti. Quali le novità di quest'anno della festa del pistacchio che inizierà il 13 e si concluderà il 15 settembre? Abbiamo tantissime novità. La prima è che abbiamo 22 stand per il percorso del gusto con un'area che si è quasi raddoppiata anche in termini di spazio. Poi abbiamo inserito una parte legata alle conversazioni d'autore che praticamente nella giornata di sabato e di domenica pomeriggio vedranno la partecipazione di Gaetano Savatteri e di Francesco Lauricella. Inizieremo con un gran concerto con la presenza di Maria Incudine, artista ormai rinomata a livello nazionale, e poi non mancheranno delle aree show cooking, l'area show cooking il venerdì, sabato e domenica, dove il venerdì apriremo con Villa Atena, il sabato avremo 25 maestre giovani lievitisti provenienti da ogni parte d'Italia che si esibiranno con la preparazione di prodotti dell'arte bianca e che sostanzialmente utilizzeranno tutti il pistacchio di Raffadali come ingrediente, sia per condire ma anche come ingrediente degli impasti. E la domenica chiuderemo con Maremme Sissè che sostanzialmente farà anch'essa uno show cooking con a tema ovviamente il nostro prodotto. Dopodiché nelle 3 giornate avremo anche degli spazi legati agli spettacoli. Alla domenica faremo un'area dedicata ai bambini con un laboratorio del circolo e il sabato mattina in collaborazione con l'Aspide Agrigento faremo la Piazza della Salute dove chiunque vorrà potrà partecipare e fare degli screening gratuiti con oltre 10 medici professionisti di diverse branche che gratuitamente potranno offrire alla popolazione la possibilità appunto di fare prevenzione.
Assolutamente sì, praticamente abbiamo ampliato quest'anno moltissimo il percorso del gusto, dove si sono unite ancora aziende praticamente che hanno la possibilità di mettere alla luce quello che è il pistacchio del Raffadale DOP e trasformarlo in prelibati a pietanze. Ecco. Poi tanta attualità, tanta letteratura, diciamo, stiamo ampliando sempre la platea per rendere più ricco questo nostro Festuca Fest. Come va la coltivazione del pistacchio dal punto di vista agricolo? Allora, la coltivazione del pistacchio dal punto di vista agricolo, devo dire che quest'anno, nonostante ciò la siccità, nonostante ciò diciamo, il mese di maggio molto pervedo, dove è stato molto ballerino, il pistacchio non ama questo tipo di clima, però dopo il forte caldo ha, diciamo, allineato la situazione. Abbiamo una produzione che si attesta attorno al 70% e devo dire, nonostante la siccità, ripeto, gli sbalzi climatici, è abbastanza buona. La pezzatura del prodotto è eccellente, per non dire ottima, o meglio ottima ed è eccellente, perché è veramente buona, ha un buon colore, un buon gusto come l'ha avuto sempre, è veramente fantastico questa. Beh, devo dire rappresenta una delle azioni importanti di questa amministrazione che riguarda non solo il mondo dell'archeologia ma anche quello del paesaggio. Noi col nostro progetto di Odorsi abbiamo recuperato aree alla coltivazione del pistacchio, siamo soci del consorzio e quindi non possiamo che sostenere un progetto importante di valorizzazione del territorio da un punto di vista ambientale. Quindi siamo qui presenti come lo siamo stati negli stessi anni, perché è un progetto che riguarda comunque la valorizzazione dell'intero territorio provinciale di Agrigento. Il Festuca Fest, un'attrazione non solo per la provincia di Agrigento, ma vengono persone da tutta la Sicilia. Abbiamo avuto diverse istanze di cittadini addirittura che rientrano dalla Germania per fare il Festuca Fest. È ormai un evento attesissimo, organizzato sempre nei minimi particolari, con l'impegno dell'associazione che ci mette anima e corpo. Io penso che quando il pubblico o il privato mettono un po' di impegno, un po' di passione, le cose riescono bene. Il prodotto pistacchio insomma è ben promozionato. Il prodotto pistacchio è il futuro della comunità di Raffadale e delle comunità vicine. Se dovessero gli agricoltori entrare in questa ottica, con il valore aggiunto del riconoscimento DOP, potrebbero portare diverse opportunità di lavoro e di sviluppo di un intero territorio. La mancanza d'acqua ha creato qualche problema alla pianta? Io penso di sì, non è una pianta che ha bisogno, così come gli agrumi, di molta acqua, però un po' di disagio lo ha portato, però mi dicono che il raccolto sia di qualità. E dal comune di Licata arriva la notizia del dissesto finanziario deliberato con atto del Consiglio Comunale del 7 marzo 24, esecutiva ai sensi di legge. Il comune di Licata pertanto invita chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti o atti di gestione che si sono verificati entro il 31 dicembre 2022 a presentare istanza in carta libera corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito del comune stesso, il relativo importo, eventuali cause di prelazione per l'inserimento nel piano di rilevazione alla massa passiva entro 60 giorni. L'istanza dovrà essere indirizzata alla commissione straordinaria di liquidazione del comune di Licata, trasmessa a mezzo PEC, a mezzo raccomandata o mediante consegna al protocollo generale del comune di Licata e firmati digitalmente. È in corso di svolgimento al Villaggio Mosè la festa patronale della parrocchia Santa Rosa da Viterbo, guidata da Don Luca Camilleri. La festa, iniziata ieri, si concluderà stasera, un programma intenso di preghiere ma anche di giochi e animazioni per i bambini. Le interviste. Una 3 giorni intensa, non solo di divertimenti ma anche di preghiere? Sì, come dicevo prima siamo riusciti a trovare in Francia anche delle reliquie di Santa Rosa che abbiamo esposto alla venerazione e poi ecco la cosa bella di questo momento di festa non è soltanto la riflessione su Santa Rosa come motivo di imitazione e anche di intercessione, ma soprattutto la dimensione familiare
che si vive all'interno della comunità in questa festa così partecipata. È stata molto partecipata dalle famiglie, Sì, dai bambini, sì, anche sì. alle persone anziane? Sì, sia gli anziani che i bambini, soprattutto questa sera è stata dedicata particolarmente sia alla liturgia che il momento, diciamo, di condivisione ai bambini. Adorazione eucaristica? L'adorazione eucaristica la faremo questa sera in tarda serata per le famiglie che vivono particolari situazioni di difficoltà, di divisione o di separazione. Domani? Domani avremo un momento finale con la Santa Messa solenne, poi la scuola di ballo che animerà un poco subito dopo la Santa Messa e poi alla fine ci sarà l'estrazione dei premi come ogni anno. È importante la presenza di questa chiesa nella comunità agrigentina qui al villaggio? Penso di sì, nel territorio ecco, c'è questo legame forte tra coloro che vivono il territorio perché risiedono qui o perché hanno gli esercizi commerciali e la parrocchia, per questo la festa è così partecipata. Le chiedono altri momenti di aggregazione come questi di questa sera? Sì, abbiamo poi anche il triduo in onore di Padre Pio che sarà a fine settembre e poi gli altri momenti, diciamo, normali della vita liturgica dell'anno in corso. Vivo qui da sempre. Per me Santa Rosa è qualcosa che è legato indissolubilmente alla mia famiglia, sia perché appunto la mia bisnonna donò il pezzo di terra su cui poi è stata eretta la chiesa, e poi perché appunto ha un sapore di famiglia. Io sono nata, cresciuta qui, tutto il mio percorso, diciamo, è iniziato in questa chiesa e così spero che per i miei figli sarà lo stesso. La festa di Santa Rosa per me è uno dei momenti più indelebili di tutta l'estate. Mi ricordo tanti anni fa quando si faceva l'albero della cuccagna, le feste, le serate danzanti, quando si cantava, si faceva la corrida, erano momenti divertentissimi e così Don Luca sta proseguendo questa tradizione che è legata a momenti molto belli con commedie, con serate a tema e anche i bambini crescono in questo ambiente, e così mio figlio oggi è qui per celebrare la festa di Santa Rosa e speriamo che sarà così per i prossimi 100 anni. Questa chiesa per me rappresenta tanto. Veniamo tutte le domeniche insieme alla mia famiglia, mio marito e i miei figli, e ritroviamo il Signore, perché poi questo è quello che conta. È importante un luogo sacro di aggregazione e Don Luca vi coinvolge. Don Luca ci coinvolge, Don Luca è una persona che parla ai semplici di cuore, quindi arriva mirata tutto quello che deve dire la sua predica. Quindi io e mio marito e i miei figli ci troviamo qua come una famiglia, perché la parrocchia è piccolina e quindi è un modo per stare col Signore in armonia e in amore con tutte le persone. Una 3 giorni dedicata proprio alla Santa Rosa? È proprio la Santa, sì, io vengo in questa chiesa già da quando ero piccolina, quindi l'ho sempre venerata perché dico sempre che i santi sono un po' gli amici di Gesù, quindi perché no? Linea alla regia per la pubblicità. Presentata all'Assemblea regionale siciliana il docufilm su Falcone e Borsellino, il 1992, Fuoco della memoria, presenti tra gli altri anche i familiari delle vittime, la corrispondenza da Palermo. Grande successo di pubblico ieri all'Ars per la prima proiezione pubblica del docufilm Falcone e Borsellino, il fuoco della memoria, promossa dalla Commissione regionale antimafia e dall'Ufficio scolastico regionale. La pellicola, commissionata dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Palermo, porta la firma del regista Ambrogio Crespi ed è stata prodotta da Tele1 e coprodotta da TMG Biondani, Digital Identity e PSC Proger Smart Communication. Fra il pubblico anche Manfredi Borsellino, le associazioni di familiari delle vittime di mafia, presidi e sindaci. Perché fra i tanti prodotti su Falcone e Borsellino ha scelto proprio questo docufilm, Il fuoco della memoria?
È un esperimento interessante perché è un lavoro fatto dagli studenti delle università e quindi è un lavoro di ricerca e studio condotto da giovani che mettiamo a disposizione di altri giovani, un'altra generazione, ai più piccoli, quindi l'idea è che studenti universitari possano offrire ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e anche quelli più piccoli materiali di studio che nasce dalla loro volontà di approfondire un tema come quello dell'antimafia. L'abbiamo trovato un esperimento estremamente interessante che vogliamo che le scuole lo utilizzino nella loro attività didattica. E poi utilizza il linguaggio delle immagini. Qui la tecnica è quella del documentario, ma il cinema, l'educazione all'immagine sono per noi fondamentali e sappiamo che nelle nuove generazioni ha un valore estremamente forte e quindi è anche un modo in più per avvicinare i giovani a queste tematiche. L'obiettivo è proprio questo, quello di offrire questo strumento che riguarda la memoria del nostro tempo, ma offrirlo attraverso le immagini. Perché non c'è dubbio che la dimensione emozionale che fu propria del movimento antimafia negli anni 90 è via via naturalmente scemata, anche perché la generazione che oggi va a scuola non era ancora nata e la narrazione non può essere solo un racconto, deve essere anche rivedere immagini che hanno segnato la nostra generazione e su quella onda emozionale provare a rimotivare un impegno attuale contro la mafia, perché la mafia ancora c'è, è potente ed è un rischio che viviamo ancora nel nostro tempo. Quali sono stati gli attori di questo film che hanno contribuito a realizzarlo, gli attori del territorio, anche fuori del territorio? Sì, si è innescata una energia virtuosa tra università e altre realtà, prima di tutto Tele One, parlo a casa, perché Tele One ha prodotto il film commissionato dall'università e poi una serie di figure professionali a partire da Ambrogio Crespi per passare poi agli autori, tra cui Luigi Sarullo, Antonino Blando, Gabriella Ricotta, ecco, persone che hanno messo generosamente la loro attività in gioco. È venuto fuori un film che non è soltanto dell'università, ma è un po' della città. Chiusi 2 stabilimenti balneari in provincia di Agrigento durante le ispezioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sono stati trovati lavoratori in nero e sono state accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare all'interno di uno stabilimento è stato trovato un lavoratore in nero su un totale di 8 dipendenti presenti e sono state accertate la mancanza redazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata costituzione del servizio prevenzione e protezione e nomina del responsabile, elevate sanzioni pari a circa 2.500 euro e ammende per oltre 5.000 euro. In un altro stabilimento balneare il personale ispettivo ha trovato un lavoratore in nero su un totale di 4 presenti. Anche in questo caso è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero. Sono state impartite prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, omessa formazione, omessa informazione. Sono state inoltre elevate sanzioni e ammende per oltre 23.000 euro. Raccolta differenziata a Palermo, un quadro sconfortante durante l'attività di verifica e controllo messa in campo da Giuseppe Todaro, presidente della RAP, il servizio da Palermo. È esattamente come se non sia stata differenziata. No, ma io urlo questo perché siccome tutti i giorni qualcuno dice questo qua, dico ora puntiamo il dito anche su chi non fa il proprio dovere, perché RAP deve fare il proprio dovere, deve passare e vi posso assicurare che quest'estate con l'ingresso di nuovi assunti, con i mezzi che abbiamo cominciato a mettere, la raccolta è stata regolarissima. Nonostante questo i risultati sono uguali o un po' meglio, per fortuna vedo che c'è consapevolezza e comincia a esserci. Appare sconfortante il quadro rappresentato dalla raccolta differenziata in città durante le attività di verifica e controllo che stamane il presidente della RAP Giuseppe Todaro ha avviato insieme alla Polizia Municipale e a personale della municipalizzata palermitana. Pochi erano i rifiuti negli appositi contenitori differenziati in maniera corretta. Lavoriamo ormai da alcuni mesi a quello che riteniamo sia importante. Dobbiamo migliorare i servizi, ma dobbiamo fare migliorare la qualità del servizio anche con l'aiuto dei cittadini e specialmente dei commercianti. Oggi stiamo rimarcando che però dobbiamo anche segnalare le anomalie, perché
siamo stanchi di vedere anche video di cosa la raccolta non è fatta bene e differenziata. Certo, ho detto a tutti, ribadisco, se la raccolta non è puntuale nella sua frazione non si può parlare più di raccolta differenziata. Ahimè, diventa indifferenziata ed è in quel caso che veramente si vanifica tutto il lavoro fatto, perché purtroppo va a finire poi tristemente in discarica. Quindi l'auspicio di oggi è questo: noi segnaleremo con degli adesivi che state vedendo 2 tipi di anomalia. Uno, l'abbandono abusivo totale che è fatto in ogni parte della città. Continuamente ci sono video o foto di abbandoni abusivi. Se si può pensare, mai si può pensare che nessuna società al mondo può ogni giorno raccogliere in 100 posti diversi rifiuti lasciati indiscriminati. Questo è il primo auspicio con questo adesivo. Il secondo è invece la raccolta puntuale. Se c'è scritto plastica deve essere plastica, se c'è scritto cartone deve essere cartone, eccetera eccetera, perché la miscellanza di frazioni e la contaminazione porta alla perdita della frazione. Vi do un dato: già il vetro, faccio l'esempio del vetro, pulito vale 50 euro per la nostra società a tonnellata, il vetro sporco vale 1 euro, la plastica, se supera il 10% di sporcizia, non vale più niente. E il liceo musicale statale Empedocle comunica che il giorno 6 settembre si aprirà l'anno scolastico 24-25 per le classi prime del liceo classico e le terze del liceo musicale dalle ore 9 alle ore 11 presso la palestra scoperta della sede centrale del liceo Empedocle. Altresì il liceo comunica che il giorno 7 settembre avverrà la cerimonia di accoglienza delle classi quarti ginnasiali e primo liceo musicale dalle 9 alle 11, sempre presso la palestra scoperta della sede del liceo musicale Empedocle di Agrigento. Soundcheck prima dell'esibizione di Noa al Teatro Festival di Segesta, giunto alla sua terza edizione. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. אתה מנגן את זה לבד בהופעה? לא, אבל אוקיי, אז אתה צריך למנגן את מה שאתה מנגן בהופעה, אתה משגע אותו, אתה בקושי מתפקד, אז תפשטו את הדברים בבקשה. האם זה הסאונד של הגיטרה שאתה מנגן בהופעה? זה? אוקיי. האם זה הסאונד נשמע טוב? אוקיי. Arriva sulla linea monitor, su tutto quello che ci va sul monitor. Snare and hi-hat, please. Snare and hi-hat, please. Lo stesso
stesso card. No, it's not the same channel. So can we try it? Snare and hi-hat, please. Water, waves upon the water. In the early dawn, there is gold, but it's gone. Before I can hold on, I know it won't be long before I find the ship that will take me away. Non più guerra, non più spargimenti di sangue. Atto vandalico presso la sede di Fratelli d'Italia a Messina, il servizio dei colleghi. Un gesto già condannato anche da altre forze politiche, certamente in questo momento rischia di creare anche delle tensioni che non servono alla città, non servono alla politica locale. Assolutamente un gesto ignobile e vile di persone che si sono fatte lecite imbrattare un palazzo storico con delle minacce, con delle scritte minatorie. La cosa peggiore che davvero mi ha colpito, intanto ringrazio tutte le forze politiche ovviamente per la solidarietà, è quella di dover spiegare ai tanti ragazzi, ai tanti militanti di Vento dello Stretto, del Circolo dello Stretto di Fratelli d'Italia, dell'associazione Atreu, la compagnia degli studenti, che cercano davvero, impegnandosi al meglio in tutte le sedi istituzionali e politiche, di far valere le proprie idee in maniera sana, di esercitare una politica sana a contatto con i cittadini, a contatto con la gente, che ci sono dei facinorosi o delle persone che vorrebbero vederli crepare a testa in giù, soprattutto per i più giovani. Io ormai ho una certa esperienza, nonostante l'età non troppo avanzata, ma dover nel corso di una delle nostre consuete riunioni spiegare tutto questo odio mi ha davvero ferito. Un gesto da condannare. Speriamo che ovviamente i responsabili siano prontamente individuati, unitamente a Piero Adamo, che è presidente del circolo e già consigliere comunale, a Ciccio Rizzo, che è dirigente nazionale del partito, anche egli consigliere comunale. Abbiamo sporto denuncia alla Digos, perché è bene che questi gesti non passino inosservati e soprattutto che non si alzi un'allerta e che non ci siano dei diverbi politici onestamente fondati sul nulla, perché tutti noi cerchiamo di portare avanti un'azione politica e amministrativa, come dicevo prima, sana, improntata sul dialogo e sullo spirito democratico. Sono delle estremizzazioni che, è bene dirlo, che non vanno bene da nessuna parte politica. Cioè, io sono stato il primo a condannare in passato anche degli atti simili derivanti dalla parte politica più estrema, quindi tanto dall'estrema destra quanto dall'estrema sinistra. Non vanno bene, serve un dialogo costruttivo, uno spirito costruttivo e che sia fondato davvero su quei valori pregnanti della nostra democrazia. Passiamo ora allo sport. È prorogata la campagna abbonamenti della società sportiva Acragas, ce ne parla l'amministratore delegato della società Graziano Strano. Direttore Graziano Strano, non si ferma la campagna abbonamenti dell'Acragas, c'è ancora tempo? Sì, non si ferma, giustamente noi abbiamo aspettato il light movie della partita di domenica, volevamo dimostrare che con abnegazione e compattezza abbiamo fatto qualcosa di importante per la città di Agrigento. Ripeto, è stato fatto meticolosamente una squadra da Peppe Cammarata, a cui vanno i complimenti di tutta la società, ha fatto un organigramma dignitosamente importante per la categoria, quindi adesso non abbiamo fatto mai appelli, non abbiamo fatto mai nessun tipo di costrizione a nessuno, però credo che lo spettacolo visto domenica sia da rivedere per tutti quelli che non c'erano domenica. L'importanza della campagna abbonamenti e il supporto e il sostegno all'Acragas? Ma l'importante della campagna abbonamenti è l'appartenenza di tutto Agrigento. Dimostrate che Agrigento è vostra e vi appartiene. Noi lo dimostreremo in campo come abbiamo fatto domenica,
senza se e senza ma abbiamo dimostrato che qualcuno dice abbiamo sudato la maglia e l'abbiamo risudata, siamo felici di quello che stiamo formattando con la proprietà, col direttore sportivo, col mister e con tutti quanti noi, tutti messi insieme. Abbiamo voglia di vedere l'Esteneto giustamente per com'è, nel senso riempiamo l'Esteneto ma riempiamolo di gente che ama l'Agragas e credo che l'Agragas sia amata da tanti agrigentini dentro e fuori il campo. Quale altro messaggio lancia la società alla tifoseria? Ci stiamo prodigando perché è giusto che il nostro direttore esecutivo, il direttore Cammarata, è sempre sul pezzo, quindi sta formattando altri 2 o 3 conclusioni di operazioni di mercato, perché stiamo capendo che è importante per Agrigento avere un fiore all'occhiello che sarebbe l'Agragas e noi faremo di tutto. Però aiutateci a mettere questo fiore nell'occhiello. Grazie. Un evento molto importante, non solo sport, ma un messaggio ben più preciso per la comunità, per i giovani, un po' per tutti. Lo scopo di queste manifestazioni è proprio questo, riaffermare anche attraverso lo sport che la legalità è un obiettivo da raggiungere attraverso il rispetto delle regole e attraverso l'impegno quotidiano. Questa è un'occasione che è stata fornita dai commissari che stanno gestendo il Comune di Castiglione di Sicilia, purtroppo sciolto per i noti motivi, e quindi l'organizzazione di questo evento ha proprio la finalità di riavvicinare la comunità alle istituzioni ed è quello che noi anche attraverso questa manifestazione sportiva ci prefiggiamo di fare, come abitualmente è nostra abitudine, non essendo questa la prima occasione in cui ci cimentiamo in un evento sportivo. Non è solo l'unico evento, è un progetto ben più ampio che parte nei mesi scorsi con l'inaugurazione dell'Aiola della Legalità, la riapertura del centro espositivo e tanti altri progetti che si stanno attuando. L'evento è soltanto la fase finale, in verità con questo evento noi restituiamo una struttura sportiva al Comune di Castiglione, ai ragazzi, ai giovani, ma non solo di Castiglione. Una struttura che deve essere fruita e sarà fruita in sicurezza con le autorizzazioni necessarie per poter appunto svolgere incontri di calcio, incontri sportivi, andare anche a correre il campo sportivo. Oggi a Castiglione ci saranno tantissimi rappresentanti istituzionali, ma ancora di più per la partita della legalità, un evento fortemente voluto da tutta la commissione straordinaria. Sì, è un evento che appunto intende mandare un messaggio di legalità, soprattutto anche per i giovani di questo comune. Noi ci crediamo come commissione. Con l'occasione vogliamo ridare anche alla collettività la fruibilità di un campo sportivo che è sicuramente un punto di aggregazione per i giovani e quindi riuscire sia a mandare un messaggio di legalità ma anche a dare opportunità ai giovani di poter giocare in sicurezza nel campo sportivo comunale. Questo significa ridare alla comunità le strutture sportive anche per il futuro? Sì, sono interventi quelli che abbiamo realizzato di carattere strutturale, quindi è un campo sportivo che da giorno 6 settembre, da quando ci sarà questa sorta di inaugurazione, potrà essere da quel giorno in poi fruito dai giovani anche di Castiglione ma anche di comuni limitrofi in totale sicurezza, ed è quello che alla commissione straordinaria preme di più. Chiaramente l'evento del 6 prevederà la partecipazione anche di autorità civili, militari, religiose, e quindi sarà un momento di unione per tutta la collettività del Comune di Castiglione e non solo. Sport, legalità, ma anche un modo per far conoscere Castiglione, questo meraviglioso borgo. Decisamente sì. Noi speriamo molto nel coinvolgimento di tutti i cittadini, di tutti gli operatori economici, chiaramente di tutti i dipendenti, proprio per puntare i riflettori in senso positivo su questo bellissimo borgo e l'occasione di questo evento deve necessariamente far pensare in positivo a tutti i cittadini castiglionesi sulle opportunità che questo centro offre.
perché verrà restituito questo bellissimo campo sportivo, ma a seguire la Commissione intende pure agire sulla palestra della scuola media che versa attualmente in condizioni veramente disastrose. Quindi è nostro intendimento utilizzare le risorse messe a disposizione della Commissione per intervenire su questa struttura. E diciamo che in questo percorso è necessario l'entusiasmo da parte di tutti, agire in positivo e vedere un futuro, soprattutto rivolto ai giovani, bellissimo per questa comunità meravigliosa. A Messina la rassegna del fumetto. Seguiamo il servizio dei colleghi di Messina. Siamo qui con Roberto Laganavinci, un membro della Stretto Crea. Ciao. Che ha organizzato questo Messina con edizione 2024 qui al Palacultura. Cosa ci puoi dire intanto di questo evento? Come sta andando? Ma guarda, l'evento tutto sommato ha un bilancio positivo. Certo, sicuramente ci saranno delle cose da migliorare l'anno prossimo, considerando soprattutto che quest'anno avevamo un'area nuova che utilizzavamo per la prima volta, però devo dire che il pubblico è rimasto soddisfatto, soprattutto dai nostri spettacoli, dagli ospiti che abbiamo portato e dalla vasta scelta di attività che abbiamo offerto. Ad esempio c'è stata la gara cosplay, come Assolutamente, la gara cosplay ha avuto un boom di presenze e di iscritti con oltre 40 squadre partecipanti e si è conclusa poi con la premiazione di 2 ragazzi palermitani che hanno vinto rispettivamente una PlayStation 5 e una stampante 3D per potersi appunto divertire o continuare le loro attività di cosplayer. Cosa ci puoi dire sull'organizzazione? Cosa è cambiato dall'anno scorso e cosa cambierà l'anno prossimo? Sicuramente in fondamentale è stata la collaborazione quest'anno dei ragazzi di Universo Me che ci hanno supportato tantissimo, ma anche appunto, come dicevo prima, la nuova area che ha ospitato la zona degli artisti e che sicuramente l'anno prossimo andrà implementata e migliorata. Tante altre attività dal soft air al gioco di ruolo dal vivo, ai giochi da tavolo, ai videogiochi che ci hanno accompagnato durante questi 3 giorni, la presenza inoltre di Ruggero dei Timidi, grande comico e cantante, Immanuel Casto, cantante anche lui e promotore di diverse attività sociali, per non parlare di Fumetti Brutti che decisamente non ha bisogno di presentazione. E infine, quali saranno i prossimi eventi che organizzerete? Beh, sicuramente ci vediamo tra meno di un mese, in particolare 11 e 12 ottobre al Palacultura per la prima edizione dello Stretto Art, che vedrà tra l'altro la partecipazione di un ospite d'onore che sarà Murubuto, rapper e professore di filosofia abbastanza conosciuto nel panorama. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha le Smart TV, in streaming sul sito internet www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 alle 20 con la mattina alle 9. Vi ricordiamo inoltre che i nostri programmi sono visibili sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.